Buongiorno cari amici del Marietto Veneziano e benvenuti anche oggi sul nostro canale YouTube. Bene, oggi vediamo come copiare delle informazioni vibrazionali da ad esempio vitamina a un bicchiere di acqua. Questo è un circuito molto scaricato nel sito del capitano.altevista.org e lo potete scaricare gratuitamente. Chiaramente qui sotto in descrizione avete le indicazioni per potervi scaricare i file gratuiti in PDF, formato PDF, e anche venire nei nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e di Marietto Veneziano. Bene, prima di tutto incominciamo a vedere come poter selezionare e vedere se il pendolino ci dice che ad esempio la vitamina C la possiamo copiare vibrazionalmente in un bicchiere di acqua. Allora facciamo la nostra domanda col pendolino, posizioniamo il pendolino e vediamo se ci dice se possiamo copiare la vitamina C in un bicchiere di acqua. A questo punto il pendolino ci dà la conferma e noi siamo sicuri che possiamo copiarlo tranquillamente, queste informazioni vibrazionali. Bene, fatto questo abbiamo capito che l'operazione si può fare. Adesso però dobbiamo chiedere anche al pendolino quante ore il bicchiere deve essere sottoposto all'informazione della vitamina C in questo caso qui. Quindi useremo un altro quadrante radiostesico che si può sempre scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org, che è questo qui. È un quadrante ormai molto famoso che si trova in tutti i PDF del Marietto Veneziano, scaricabile sempre gratuitamente. Quindi facciamo la domanda, posizioniamo in centro il nostro pendolino e chiediamo quante ore deve rimanere la vitamina nel quadrante radiostesico per poter trasferire l'informazione. E in questo caso ci dà 5 ore. Vista questa operazione siamo già a buon punto. Sappiamo che possiamo operare in questo modo, cioè trasferire la vitamina C in un bicchiere d'acqua, le sue informazioni. Bene, fatto questo, visto che siamo sicuri, adesso vedremo qual è il quadrante radiostesico che ci permette di fare questa operazione. Più che altro sarebbe quasi un circuito radionico in questo caso qui, non un quadrante radiostesico, perché ricordiamoci che la radiostesia prende e la radionica lancia, e quindi andiamo a vedere qual è questo nuovo circuito radionico, ed eccolo qui. Questo è il nostro circuito radionico per copiare le informazioni vibrazionali. Lo si può tranquillamente scaricare dal sito ilcapitano.altervista.org. Quindi lo posizioniamo, mettiamo in questo settore la copia, cioè l'originale, cioè la vera vitamina C, e in questo settore il bicchiere di acqua e lo lasciamo 5 ore. Dopodiché possiamo tranquillamente togliere il nostro bicchiere d'acqua e bere l'acqua come se fosse informatizzata dalla vitamina C. Cari amici, a questo punto noi possiamo rifare l'operazione sempre con lo stesso circuito radionico, con altri prodotti, altre vitamine o altri alimenti o qualsiasi cosa ci venga in mente. Possiamo provare anche ad esempio con degli alimenti, qualsiasi cosa che ci possa venire in mente, e se siete anche un attimino deboli di stomaco e dovete prendere un'aspirina ma non vi fidate troppo per via di una gastrite, potete usare questo sistema, l'aspirina di qua e il bicchiere di qua, e lo lasciate a seconda di quanto il vostro pendolino vi indica
orario del circuito per l'ora. Cari amici, il vostro Marietto vi ha anche oggi dato la vostra pillolina quotidiana di radionica e radiostesia e vi saluta e vi dice, se non vi siete ancora iscritti al canale di Hildegarda o di Marietto Veneziano, di farlo. Grazie.